Sia lodato Gesù Cristo. Alle parole Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo Spirito. Con queste parole abbiamo ricordato la morte di Gesù in croce e a queste parole tutti noi abbiamo sentito il dovere di metterci in ginocchio per un breve momento, tutti in ginocchio di fronte alla croce del Signore, per dire che cosa? Dirgli grazie. Grazie Gesù perché ci hai voluto bene, perché hai dato la tua vita per noi, perché noi fossimo salvati. Oggi, Domenica delle Palme, tutti insieme abbiamo partecipato con gioia a ricordare questo avvenimento conclusivo della vita del Signore. Iniziamo la cosiddetta Settimana Santa. Tutto il tempo è santo perché impregnato della presenza di Dio. Tutti noi facciamo parte della storia sacra, della storia di Dio. Siamo entrati in questa storia, facciamo parte di questa storia, che è una storia di salvezza. E allora ecco, in questa settimana ricordiamo gli avvenimenti importanti della vita del Signore. Tutta la vita di Gesù è importante, dalla nascita fino alla morte in croce, ma in modo particolare gli ultimi 3 giorni della vita del Signore. Abbiamo ascoltato il racconto della sua passione. E certamente, ricordando questo avvenimento della nostra salvezza, tutti noi abbiamo provato nel nostro cuore una grande commozione. Oggetti tutti dell'amore di Dio, del grande amore di Dio. Ecco, in questa settimana noi siamo chiamati proprio a scoprire, a rivivere nel nostro cuore, nella nostra vita spirituale, questo grande amore di Dio. I primi 3 giorni di questa settimana sono quasi una preparazione agli altri giorni che verranno. Lunedì, martedì, mercoledì santo. Quasi giorni di silenzio, per prepararci a rivivere il giovedì santo, il venerdì santo, la domenica di risurrezione. Il giovedì santo, giorno dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio, giorno in cui Gesù dimostra ancora il suo amore per noi, non ci vuole lasciare soli. Vuole lasciare se stesso in un modo straordinario nel pane e nel vino consacrato. Ecco, allora noi prepariamoci a questo giorno, a ricordare questo grande avvenimento di Gesù che rimane presente nel pane e nel vino consacrato. Poi il venerdì santo, giorno della sua passione e della sua morte. Ecco, ci metteremo proprio di fronte a Gesù crocifisso per dirgli il nostro ringraziamento. E infine la domenica di Pasqua, la domenica di risurrezione. Questo momento così importante per ciascuno di noi. Cristo vince la morte. Lascia il sepolcro in cui l'hanno messo, ritorna vittorioso, ritorna vivo, lui il risorto. Ebbene, prepariamoci a vivere nella contemplazione questi grandi avvenimenti. Viviamoli con intensità forte,
nel silenzio della nostra anima. Ecco, mettiamoci di fronte al Signore per vivere questi avvenimenti santi che sono anche momenti della nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.